Qua con noi al Chiastrone Fly Show l'anziano signore Dante. Buonasera, buonasera Dante. Buonasera, niente! Bonde casin! Giovis di merde! Pagatemi la pensione! Allora Chiastrone, non è possibile? Io Cosa? stavo raccogliendo ciliegie Dove? Dove qua? sui tetti di Udine. Non ci sono. Non esistono ciliegie sui tetti di Udine. Ma cosa ne sai tu? Cosa sei mai andato in un campo? Allora, raccoglievo ciliegie e un moscone mi ha punto La e punta? mi ha fatto un bugnone. Sì? Sapete com'era? Chi se ne- Come il vostro cervello! Come il nostro cervello. Sì, piccolo, bianco e insapore. Il sapore. Allora, Vergognosi, imparate a lavorare. dovrei offendermi, ma No, rido. no. Rido non offenderti, non in offenderti. modo Vergogna! umiliante. Allora, Dante, lei è venuto qui in realtà perché abbiamo Viale parlato. che lì, vergognoso! Ma cosa si sta arrabbiando? Vergogna! Sfarzo il trattore devi usare. Non può insultare le persone che passano con le Porsche e Allora. le macchine. Allora, Dimmi, cosa vuoi? Cosa vuole lei? Parlami, Cosa vuole apri lei? la mente, Siamo- racconta. siamo qui, Dante, perché oggi c'è la festa della Repubblica tra pochi giorni. Sì. Noi vogliamo chiederle un suo pensiero sulla festa della Repubblica. Lei che è anziano, ha costruito questo Stato, questa Repubblica. Un suo Sì. pensiero per i giovani che ci ascoltano. Repubblica. Ho fatto lo scrutinatore io. Oh, un importante merito civile. Ha fatto lo scrutinatore. Potevi fare lo scrutinatore solo se tenevi sempre le palpebre aperte. È impossibile. Scrutinare tutto. Guai, se le chiudevi ti cacciavano. 24 ore su 24, Ma non è- palpebra aperta. Sì? Dovevi tenere d'occhio tutto, non come quelli di oggi, come voi. Vergogna. Perché Come quelli di oggi? voi. Cosa hanno che... devono essere pagati. Paias loro. E andiesi payasos. Allora, ok, ho capito. Vergogna. Allora, Dante, lei ha fatto lo scrutinatore. Ci Sì, racconti un po' come era seggi. bello quella volta, Era bello. bravo, Sì. perché è importante dire alla signora lì che quella volta c'erano, lei non sa niente, c'erano 3 cabine nella stanzina. Tre cabine. Tre Tre cabine cabine elettorali. elettorali. Sì, la prima? Allora, la prima era la latrina, Partiamo bene. un buco di 30 metri, Cos'è la fossa delle Marianne? si riempiva tutto, si riempiva Ovviamente, i 3 tutto. giorni. Ma che in 3 giorni, in un giorno? E una volta riempito cosa Si facevate? asfaltava e se ne faceva uno in parte. Sempre 30 metri. Ecco, sempre 30 metri. E gli altri 2 erano per il voto segreto. Ecco, Oh. ci teniamo a dirlo. Stanza glabra. Sì. A distrazioni come oggi, iPad, iPhone, che cavolo è? Solo crocefisso e foto di Oscar Luigi Scalfaro. Scusi, che anno era quella volta? 1936. Che Scalfaro? Scalfaro non era nel 36, Scalfaro, scusi. Poi Ma sarà 36. stato il figlio, no? Allora, Dante, torniamo a noi, mi scusi. Tanti anni di scrutinatore. Sì. Sì, un servizio, lei ha offerto un servizio per la Repubblica. Ma che vile. Chi? Io vile. Lei vile? Dignità sotto il plantare della scarpa avevo. Perché? Una vergogna totale. Perché così? Io dice anzi adesso? sono qua per chiedere alle persone scusa. A chi? Scusa a tutti i comunisti e tutti i socialisti. Per Lei quale si motivo? scusa? Lei... Chiedo venia. Ma- Mi prostro, fate di me ciò che volete. Scusi, ma era comunista lei? Oh, Come no? no, Lei io cos'era lei? tratto da una storia vera. Sì, lei tratta una storia vera. Lei cos'era? Prima ero fascista. Ah, lei era Sì. fascista? Vissuto male, eh? Ha vissuto male. Male, no, come un coito interrotto. Poi sono diventato comunista. Così, a colpo. Sì. E poi, alla fine di tutto, truccavo i voti e votavo DC. Ma scusi, lei truccava i voti? Io per un anno ho votato per la DC. Perché? Perché? Perché Se truccava? faccia la domanda a lei, La perché? storia è lunga, la mia nobiltà d'animo è andata sotto, si è ridotta come uno scroto molle. Io veramente ero come una plastilina di merda modellabile, Attenzione alle parole. deforme, uno sgorbio di dignità, guarda, un disastro in balia del clero e dell'aspide politica. Totale, sì. Cioè, loro la costringevano a votare, a truccare i voti, non capisco. Sì, cosa... mi costringevano a truccare. Loro sapevano il mio più grande segreto recondito. E quindi Non so come. la ricattavano. Sì.
Era un bel pomeriggio di maggio, era mezzogiorno e tagliai con il coltello il mio panino con il prosciutto. Che già qui... Eravamo 8 errori. davanti al ciliegio in fiore, come due ciliegine mi girai e vidi questi seni pulsanti d'amore. Era bellissima, labbra rose come susine e io inghiottivo grumoli di saliva. sì, perché era Mi emozionato. rovina tutto il momento Non romantico. potei far altro che lanciarmi su quelle carni fluenti e formose e in un bagno di sudore femmo l'amore. Oh, Molto che bel- romantico. Ecco Rovinare che dal tutto. campanile si affacciò come un dio nescente quello che era il prete e puntandomi il dito giudicante urlò: colpevole! Dante, hai deflorato tua sorella! Sangue e poi venne anche un figlio, tra sì, l'altro. un disastro. sfortuna, Con dai. 3 teste, che lo tenevo ancora chiuso sulla torre. Ma perché lei ha una torre. non era come adesso che tutto è lecito e si può fare tutto. Quella volta, quindi 4 bocche da sfamare, un disastro. Tra l'altro, Quindi, quello... oltre a essere stato costretto dal prete a sposare mia sorella, Sì. oltre ad avere un figlio deforme con 3 teste, il prete sapeva questo segreto e cosa fece? Lo disse al sindaco e insieme mi costrissero a votare DC per tantissimi anni. a truccarli Sì, anche sì. i voti. Ma quindi, io non so Dante, questa storia è un po' triste, ma ci lascia almeno Quindi, con un pensiero, una morale, qualcosa... Sì, su io cui- da tutto questo ho capito una cosa. Oh, ecco. Rifammi una musica romantica. Lei dà gli ordini anche adesso. Ogni uomo dentro di sé ha un segreto che non svelerà mai. Ognuno di noi ha combinato qualcosa di proibito. Abbiamo il marcio dentro, come un frutto marcio che cade dall'albero e il contadino lo calpesta a piede nudo, facendo schizzare la polpa marcia ai lati del piede. Questo è l'uomo, un frutto marcio che cade, cade, cade e sprofonda, sperando almeno di nutrire nuova terra. Ma signori, questo Dove siamo? credo che sia il peggior momento bello Ah, sì. della mia Sì, vita. sì, sì.